Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Allarme e sicurezza nel personale sanitario, parla il medico di Palermo accoltellato ieri dal familiare di un paziente. Sono salvo per miracolo, grazie ai miei collaboratori. L'uomo che lo ha ferito, arrestato per tentato omicidio. Dopo Enna, rivolta anche nel carcere di Messina, il garante dei detenuti di Palermo dice: tra sovraffollamento e grande caldo i penitenziari sono un inferno. I sindacati chiedono più agenti, maggiore sicurezza e denunciano. In queste condizioni la mafia può agire indisturbata dietro le sbarre. A Catania presentata la nuova sede del Tribunale dei Minori nell'ex collegio Regina Elena Cibali e il presidente Di Bella, ideatore del protocollo Liberi di Scegliere, rivela: un capo mafia si è pentito per salvare i nipoti. Agela ha recuperato 1,5 kg d'oro rapinato ad aprile in una gioielleria. Denunciata una donna complice dei due cugini già in carcere per il colpo. L'oro ritrovato in una casa di campagna. Trasporti a Catania, dal 1° luglio si cambia. Il nuovo servizio pubblico locale permetterà ai pendolari dei comuni dell'area metropolitana di raggiungere la città con gli autobus elettrici della MTS, senza essere costretti a prendere l'automobile. A Ragusa giovani talenti della musica arrivati da tutto il mondo partecipano al concorso internazionale Ibella Grand Prize. Il sogno di una carriera nei grandi teatri comincia tra le piazze e i vicoli del barocco. Calcio, budget, prospettive, ringiovanimento della rosa. Il nuovo DS rossazzurro Varrà si presenta e traccia le strategie del club per la nuova stagione. Nelle prossime ore il primo acquisto. Vacanze finite per il Palermo, da domani rosanero in ritiro in Trentino. 3 i rinforzi già a disposizione di Inzaghi, che aspetta altri colpi dal mercato. Bentrovati, c'è allarme e sicurezza tra i sanitari. Parla il medico di Palermo accoltellato ieri dal familiare di un paziente e dice: sono salvo per miracolo grazie ai miei collaboratori, e l'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio. Marco Gullà. Sto bene, per quello che è successo veramente non bene, benissimo, insomma sono quasi miracolato. Chi parla è il dottore Francesco Sutera, ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico dopo essere stato accoltellato ieri mentre era in servizio all'ufficio presidi ausili del PTA Guadagna di via Arcoleo a Palermo. Ripercorre quei tragici momenti con la voce ancora provata. L'uomo che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio. Io praticamente appena ho visto, perché lui è entrato nella stanza e ha chiuso la porta, e già questo è un brutto segnale. Io però ero chiaramente sul chi va là, però ho cercato di ascoltare quello di cui lui aveva bisogno. Poi quando ho visto che stava estraendo il coltello, a quel punto sono riuscita a superarlo, a aprire la porta e scappare. A quel punto pensavo che non mi avrebbe inseguito, non avrei mai pensato che mi inseguisse. Un fiume di solidarietà per il medico accoltellato. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo chiede di poter istituire il DASPO sanitario per tutti coloro che aggrediscono i sanitari, ovvero l'allontanamento dai luoghi di assistenza salvo emergenze indifferibili e solo attraverso percorsi protetti e presidiati dalle forze dell'ordine. Intanto il dottore Sutera ci tiene a ringraziare chi ieri lo ha salvato. Io ringrazio i miei collaboratori perché io sono vivo grazie a loro e veramente sono delle persone straordinarie a cui voglio bene. A Partenico, vicino a Palermo, un venditore ambulante è stato ferito con un colpo di pistola a un piede.
L'uomo, che vende panini e street food, era come ogni giorno vicino a una piazzola lungo la statale 113. Da un'auto che è arrivata con a bordo una persona sono stati esplosi diversi colpi di pistola e solo un proiettile ha colpito il venditore a un piede. Dopo Enna, rivolta anche nel carcere di Messina, il garante dei detenuti di Palermo, Apprendi, dice: tra sovraffollamento e caldo i penitenziari sono ormai un inferno e i sindacati chiedono più agenti, maggiore sicurezza e denunciano: in queste condizioni la mafia può agire indisturbata dietro le sbarre. Tonino De Mana. Da una sommossa all'altra, con una tensione palpabile tra agenti penitenziari aggrediti, gravi carenze d'organico, sequestri di droghe e cellulari che vengono introdotti dietro le sbarre. È una situazione incandescente nelle carceri siciliane, con gli ultimi inquietanti episodi che arrivano da Messina ed Enna. A Gazzi, 6 agenti, tra cui un comandante di reparto, sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da uno o più detenuti. Per sedare la rivolta sarebbero stati utilizzati alcuni estintori con conseguente dispersione dei fumi. Un fatto grave ed intollerabile per il SINAP, che denuncia una situazione allo stremo per gli agenti costretti a lavorare in precarie condizioni di sicurezza. Il sindacato chiede interventi immediati a tutela del personale ed eventualmente il trasferimento dei detenuti responsabili dell'agguato, la cui permanenza sarebbe incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza. Clima teso anche ad Enna, a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione, con danni per migliaia e migliaia di euro. Un agente penitenziario è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto straniero. Insorgono i sindacati che definiscono la situazione insostenibile, denunciando la cronica carenza di personale che attanaglia il carcere ennese, una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri ormai al collasso. E intanto l'uscita dal carcere dei vecchi padrini rinvigorisce Cosa Nostra. Le istituzioni fragili e la corruzione lasciano vuoti nella società che la criminalità colma velocemente. È un quadro sconfortante quello che viene fuori dalla nuova relazione della Commissione regionale antimafia. Luca Ciliberti. Una mafia pronta a rigenerarsi, flessibile, vicina, accattivante sui social, veloce nell'occupare vuoti lasciati dalle istituzioni. E mentre i vecchi boss tornano in libertà e provano a ricostituire una cupola e a radicarsi sul territorio, i sistemi di vigilanza e di prevenzione anticorruzione sono ancora lenti e inefficaci, una vulnerabilità amministrativa che diventa terreno fertile per le infiltrazioni criminali. La situazione è peggiorata, che c'è molta più diffusa attività criminale di tipo mafioso nelle nostre città e che c'è una ampia e diffusa corruzione che in qualche modo chiama le istituzioni della politica ad un supplemento di responsabilità e a una capacità di reazione. La fotografia scattata dalla Commissione regionale antimafia nella relazione annuale dell'attività svolta nel 2025 delinea un quadro ancor più sconfortante rispetto all'anno precedente, con un aumento della violenza nelle aree urbane, dove a tratti si manifesta anche con metodi mafiosi, e cresce di pari passo la corruzione tra funzionari pubblici e politici. Tutto questo mentre Cosa Nostra mette in campo una vera e propria strategia di comunicazione per risultare attrattiva, e probabilmente questo spiega anche le sparatorie degli ultimi mesi a Catania e Palermo. La mafia continua a essere forte e per certi versi ha una capacità di attrattività che non conoscevamo nel passato, o comunque nel recente passato. Ha persino una politica culturale di attrattività, attraverso il sistema dei social che costituisce una base importante. Secondo l'antimafia regionale restano scarsissime o quasi nulle le denunce anti-racket, degrado crescente della società civile che coincide con il coinvolgimento di esponenti politici e parlamentari in inchieste per corruzione. Di segno opposto, per fortuna, alle notizie che arrivano da Catania, dove è stata presentata la nuova sede del Tribunale dei Minori nell'ex collegio Regina Elena di Cibali. Il presidente Di Bella, ideatore del protocollo Liberi di Scegliere, dice infatti: è una rivelazione che un capomafia si è pentito per salvare i nipoti. Giusy Lazzara.
A Catania, in questo edificio ottocentesco, ex collegio che accoglieva orfane, sorgerà il nuovo Tribunale dei minori, 2 anni di lavori e 20 milioni di euro stanziati dall'Agenzia del Demanio. Diventerà un presidio di legalità importante, un avamposto antimafia in un territorio in cui la criminalità organizzata purtroppo esercita ancora un forte fascino sugli adolescenti. In Parlamento è stato approvato anche il disegno di legge che contiene il protocollo Liberi di scegliere, voluto dal presidente Di Bella. Abbiamo 34 donne che sono andate via dalla Calabria e dalla Sicilia, 7 sono diventate collaboratrici di giustizia, ma anche 3 importanti boss. Uno di questi catanese, un nonno, si è pentito dopo l'intervento nostro sui suoi nipoti. Sono risultati straordinari. Più di 200 minori sono entrati nel progetto e moltissimi. Catania detiene il più alto numero in Italia di NEET, giovani che non studiano, non cercano lavoro e non partecipano a progetti di formazione. Siamo passati da 20 segnalazioni di dispersione scolastica nel 2021 a oltre 1000 adesso annuali nel 2025-2026 e stiamo riportando a scuola tanti ragazzi, ma non basta, servirebbe ampliare l'offerta formativa scolastica. La presenza di armi, sempre più giovani e sempre più piccoli questi ragazzi. Questi ragazzini poi si postano, come si suol dire, sui social e si vendono queste armi. Stiamo anche qui intervenendo, il problema non è soltanto di repressione penale, ma è un problema culturale, di politiche sociali di prevenzione. Gela, la polizia ha ritrovato nascosta nelle campagne gran parte della refurtiva di una rapina a un grossista di gioielli, compreso 1,5 kg di oro. Dopo il fermo dei 2 presunti autori materiali, denunciata una complice catanese, Geri Italia. 1,4 kg di gioielli in oro recuperati e una presunta terza complice individuata. Proseguono gli sviluppi dell'inchiesta sulla rapina messa a segno lo scorso 24 aprile in corso Vittorio Emanuele a Gela ai danni di un commerciante di preziosi. Dopo il fermo il 3 maggio dei 2 presunti autori materiali del colpo, 2 cugini gelesi di 40 e 36 anni, le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di recuperare gran parte della refurtiva, nascosta in un'abitazione rurale nelle campagne di Gela, nella disponibilità di uno degli indagati. Secondo gli investigatori, quel pomeriggio i 2, con il volto travisato e a bordo di uno scooter senza targa, avrebbero sorpreso il gioielliere alle spalle, strappandogli con violenza una borsa e uno zaino contenenti preziosi per un valore di circa 200.000 euro, per poi fuggire. Determinanti per la loro identificazione sarebbero state le immagini della videosorveglianza cittadina, che hanno permesso di ricostruire l'intero percorso di fuga. Le indagini si sono poi concentrate sulla fase preparatoria della rapina. Gli agenti hanno identificato una 35enne catanese ritenuta vicina a uno dei 2 indagati. La donna avrebbe effettuato, su indicazione del 40enne, 2 telefonate al gioielliere, utilizzando un'utenza intestata a un centro estetico di Catania per verificarne la presenza a Gela nei giorni precedenti al colpo e pianificare così l'azione. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri gioielli riconducibili alla rapina. La donna è stata denunciata per rapina in concorso. Complessivamente sono stati recuperati 1,4 kg di monili. Le indagini proseguono per rintracciare la parte refurtiva ancora mancante e chiarire ogni ulteriore responsabilità nella pianificazione e nell'esecuzione del colpo. Intanto a Palermo è stata svaligiata un'altra gioielleria nel quartiere Noce. 2 uomini a volto coperto hanno arraffato in pochi minuti preziosi orologi e forse ad aspettarli fuori c'era una terza persona con un mezzo per la fuga. Bottino ancora da quantificare. Da ieri nelle acque di Gela non si hanno più notizie purtroppo di un bagnante uscito in mare in canoa. Le ricerche sono in corso anche con droni, oltre che con i mezzi marittimi della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, delle forze di polizia. È stata recuperata la canoa, ma dell'uomo nessuna traccia. Presentato a Catania il nuovo servizio del trasporto pubblico locale. Dal 1 luglio permetterà ai pendolari dei comuni dell'area metropolitana di raggiungere la città negli autobus elettrici della MTS, senza essere costretti a prendere per forza la macchina. Orazio Longo.
Raggiungere Catania dai comuni dell'area metropolitana senza usare la macchina, presentato nella sede della provincia il TPL, Trasporto Pubblico Locale Comuni Viciniori. Progetto realizzato grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro. Il nuovo servizio, avviato l'1 luglio, consente di raggiungere più facilmente Catania da Mascalucia, da Mister Bianco, da San Gregorio, da San Pietro Clarenza, Sant'Agata di Battiati, Tremestieri, Gravina e Aci Castello, grazie ad autobus elettrici della MTS che si interscambiano con la rete della metropolitana, offrendo un sistema di trasporto pubblico integrato con un biglietto al costo di 2 euro, bus più metro, o un abbonamento mensile integrato a 35 euro. Il biglietto ordinario è di 1,40 euro. Eliminare questi margini fra città e l'interland dei paesi di prima fascia, dando anche l'opportunità non solo di una connessione attraverso il trasporto pubblico locale, ma di un miglioramento della qualità della vita, perché se io sono in auto, incolonnato, vivo condizioni di stress. Sono 60.000 le vetture che quotidianamente si spostano dai comuni viciniori verso Catania. 4.500 nell'ora di punta si riversano sulla circonvallazione. Con questo nuovo servizio si punta a ridurre questi numeri. Per il cittadino che cosa succede? Avrà la possibilità di poter prendere il bus, faccio esempio a San Pietro Clarenza, e con lo stesso biglietto arrivare alla stazione Milo e lì prendere la metro per raggiungere il luogo che lui ritiene più opportuno. Mattinata siracusana per il presidente della regione Schifani, sopralluogo prima a Portopalo di Capopassero, poi al porto di Marzamemi, che sono i punti importanti per la marineria della zona colpita dal ciclone Harry. E a Portopalo, dopo i lavori, la banchina è già pronta per l'ormeggio dei pescherecci. Francesco Aloi. Abbiamo dato una risposta ad un territorio che era messo a repentaglio nella sua economia, ce ne siamo subito resi conto nel raccogliere l'appello del sindaco in prefettura il 5 febbraio di quest'anno. Lavori terminati prima del previsto. Il presidente della regione Schifani tiene a precisarlo durante la visita al porto di Portopalo di Capopassero nel Siracusano. Sono soddisfatto grazie alla collaborazione tra regione, comune, genio civile e anche la stessa marineria che ha avuto la pazienza di attendere. Questa banchina era stata distrutta dal ciclone Harry. Adesso manca qualche piccola rifinitura prima dell'inaugurazione ufficiale. Noi abbiamo scommesso sui sindaci, ho voluto fortemente investire di responsabilità non solo istituzionale ma anche finanziaria i sindaci per la individuazione delle sommergenze degli operatori. Ma i mesi scorsi per i pescatori della zona sono stati sacrifici su sacrifici. Qui nel comune più a sud del Siracusano quasi tutti lavorano nel settore ittico. Sacrifici a livello di qualunque cosa, per tipo a scendere i pesci, a fare. Questa era una soddisfazione che in tempi celeri sono riusciti a soddisfare le nostre esigenze. Ma durante la sua tappa Schifani ha fatto visita anche al Porto Fossa a Marzamemi, dove sono in corso altri lavori. Intanto la regione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per i comuni del Catanese colpiti dal terremoto del 4 marzo. E la grande sete di Agrigento arriva in piazza, è scattata la mobilitazione popolare contro la disastrosa gestione privata dell'acqua. I cittadini firmano per chiedere il ritorno alla gestione pubblica. Adelaide Barbagallo. Una firma per l'acqua pubblica. Ad Agrigento, esasperati per i rubinetti a secco, stremati da turni di erogazione lunghissimi, i cittadini chiamati a raccolta dal movimento politico controcorrente firmano la petizione per chiedere la revoca della gestione privatizzata e il ritorno a una gestione pubblica delle risorse idriche. In piazza Cavour a firmare anche il primo cittadino. Ci sono centinaia di cittadini che hanno firmato questa nostra petizione perché crediamo fortemente che l'acqua dei siciliani non possa essere nelle mani dei privati e inseguire logiche tipiche dei privati e del mercato. La raccolta firme fa parte di una campagna più ampia lanciata a livello regionale per la modifica dell'articolo 30 della Convenzione. Se il presidente Schifani volesse, solo che non vuole, potrebbe uscire da qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. E quali altre ragioni vogliamo? Che la rete idrica è un colabrodo, che l'acqua non arriva nonostante gli invasi siano pieni. Questa è la cosa incredibile, non ci fermeremo. L'obiettivo è raccogliere almeno 50.000 firme entro il mese di ottobre.
Musica a Ragusa, giovani talenti arrivati da tutto il mondo partecipano al concorso internazionale Ibla Grand Prize. Il sogno di una carriera nei grandi teatri prende forma tra le piazze e i vicoli del barocco di Ragusa. Veronica Barbarino. Tra i vicoli barocchi di Ragusa Ibla, in questi giorni, i sogni hanno il suono della musica. Fino all'11 luglio musicisti e compositori arrivati da ogni parte del mondo, compresi Ucraina, Russia e Israele, si sfideranno per vincere la 35esima edizione del concorso Ibla Grand Prize. In palio l'opportunità di esibirsi al Carnegie Hall di New York, un trampolino di lancio verso una carriera artistica internazionale. Ogni nota racconta quindi un sogno e ricorda che l'arte sa unire ciò che i confini spesso dividono. Adesso pausa, subito dopo il calcio, con la presentazione del nuovo direttore sportivo del Catania, Fortunato Varrà. Vi aspetto. Calcio, e Catania svela le sue mosse. In mattinata ha presentato il DS Varrà, che avrà il compito di sfoltire l'organico e di abbassare l'età media. Domani il raduno in sede, dal 27 luglio al 7 agosto il ritiro a Norcia. Antonino De Mana. Strategie, budget e prospettive. In un mezzogiorno di fuoco sono state svelate le prime mosse del nuovo Catania. Taccuini e microfoni per il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà, incaricato di costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B, obiettivo fallito nelle precedenti stagioni a fronte di importanti investimenti. Ma d'ora in poi si cambia registro con l'obiettivo di sfoltire l'organico e soprattutto di ringiovanirlo. Abbiamo l'idea sicuramente dove intervenire, cambiando sicuramente strategia per quanto riguarda la questione tecnica, quindi bisogna intervenire tantissimo, soprattutto nelle uscite prima delle entrate. Non sarà facile perché comunque è un mercato che va a rilento, anche perché c'è la situazione della salary cap, quindi hanno problematiche diverse squadre, perché bisogna capire, stabilire su quali criteri bisogna adoperare. L'esperienza di Varrà lo scorso anno al Napoli dopo le collaborazioni con Pasqualino Foggia al Benevento è una garanzia per le ambizioni del club di Pelligra ed è già ottimo il feeling con il nuovo allenatore Longo. Il mio rapporto con l'allenatore è un rapporto molto diretto, molto vero, ci stimiamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Quindi ecco perché dico col mister abbiamo un rapporto non stupendo, di più, quindi ci confrontiamo, ma oltre il rapporto c'è un'idea di calcio simile. Domani intanto la squadra si ritrova in sede per il ritiro precampionato, primo step dedicato alle visite mediche. Il ritiro sarà diviso in due parti, dal 10 al 26 in sede, dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria, il giorno dopo il primo impegno ufficiale della stagione con la sfida al Vicenza per il primo turno di Coppa Italia. Il Palermo da domani in ritiro in Trentino. Inzaghi ha 3 nuovi innesti, ma aspetta ancora colpi dal mercato. Marco Gullà. Da domani tutti in ritiro. Il Palermo accende i motori in vista della prossima stagione. In Trentino, Alto Adige, i rosanero con 3 nuovi innesti, Hernania, Stevez e Cassandro, lavoreranno agli ordini di Pippo Inzaghi per provare ad essere protagonisti nel campionato di Serie B. La squadra parte quindi con una base già più strutturata, ma il reparto offensivo resta ancora da completare con 2 esterni e un'alternativa a Poyampalo. Il Palermo accelera per Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. I rapporti tra i 2 club sono buoni e il giocatore viene considerato un profilo adatto per rinforzare la tre quarti. Giovane, rapido e capace di creare superiorità numerica. Tra le opzioni valutate spunta anche Ngonge, attaccante belga del Napoli, reduce da una stagione complicata tra Torino ed Espanyol. Restano sotto osservazione Compagnon, Bragantini, Anquist e Rui Modesto, mentre per il centrocampo continua a piacere Trimboli del Mantova. Sfuma Marras, che dovrebbe invece andare al Pisa. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.